ferma restando la condanna per l'uso della violenza condivisa da chi interviene. Sulla vicenda dell'imprenditore di Borgorico che ha sparato al funzionario di banca ferendolo gravemente, gli addetti ai lavori cercano anche di analizzare cosa sia accaduto, dando spiegazioni e cercando rimedi. Di certo la crisi sta spingendo le persone disperate a gesti sempre più estremi. Ci sono situazioni di esasperazione tale per cui inizialmente le persone in difficoltà e più deboli dal punto di vista psicologico si sono tolte la vita e continueranno forse a farlo, purtroppo. Altre che sono più strutturalmente attrezzate dal punto di vista psicologico prendono il fucile ma non lo rivolgono contro se stesse. Confesercenti invita le banche, che ovviamente non hanno responsabilità per quanto sta accadendo, a considerare di più l'aspetto umano delle vicende degli ultimi mesi. Le banche lamentano l'aumento delle sofferenze, ma le sofferenze sono generate dalla loro politica di ristrettezza economica. Se si chiede agli imprenditori di rientrare da un mutuo, da un fido, senza considerare le difficoltà oggettive che ci sono nel mercato, è chiaro che questo genera sofferenze. Speranza al Lavoro è un'associazione e un numero verde, uno sportello di ascolto e supporto per persone in difficoltà che, nato poche settimane or sono, ha già avuto oltre 300 richieste di aiuto. L'aiuto deve essere multidisciplinare, nel senso che non gli si può dare solo uno psicologo o soltanto un avvocato. Bisogna cercare di creare una rete che sia capace di affrontare il problema di queste persone da più lati per poter aiutare in questo momento particolarmente difficile. In Veneto le conseguenze della crisi sembrano essere più gravi che nel resto del paese. L'imprenditore si identifica completamente nel suo lavoro e spesso non coinvolge le famiglie. Il Veneto perché ha una struttura di imprese particolarmente ridotta, particolarmente poggiata sulla garanzia personale dell'imprenditore lasciato alla banca. Il problema è che spesso la famiglia non viene coinvolta in questi problemi, è un problema molto specifico anche della nostra regione. Qui in Veneto l'imprenditore parla poco di questo tipo di problemi. Infatti uno dei primi consigli che possiamo dare subito è quello di condividere queste situazioni senza paura di giudizi.